Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini oggi in Sicilia per incontrare a Catania gli amministratori della Lega. Nel pomeriggio il vice premier fa tappa a Caltanissetta per l'inaugurazione del ponte Arco San Giuliano lungo la statale degli Scrittori. Una lite di vicinato per uno scolo d'acqua che dava fastidio. Questo è il movente dell'omicidio di Salvatore Italiano, trovato cadavere a Milazzo in 2 sacchi neri. Il vicino confessa. Inaugurato in via D'Amelio un murale che raffigura il giudice Borsellino. A 2 giorni dal 33esimo anniversario della strage, il figlio Manfredi accusa: mio padre tradito da un amico, è stato lasciato solo. Niente esercito a Palermo. Il capoluogo non è tra le città che il Ministero dell'Interno considera a rischio. Intanto la Confcommercio chiede il poliziotto di quartiere. A Catania, idropulitrici sulle strade invase da spazzature e sporcizia. L'intervento dopo la protesta di un'ascoltatrice nel corso dell'appuntamento con il sindaco trantino su Telecolo. Una sedia per aspettare il bus. A Siracusa l'amministrazione invita i cittadini a usare i mezzi pubblici, ma alle fermate mancano le pensiline, si attende in piedi sotto il sole e qualcuno corre ai rimedi fai da te. Calciomercato, il Catania definisce l'ingaggio di Forte per rafforzare l'attacco. Possibile lo scambio Marsura-Mondonico con il Campobasso. Bentrovati, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è in Sicilia, questa sera incontrerà gli amministratori della Lega a Catania, ma nel pomeriggio il vice premier ha fatto tappa a Caltanissetta per l'inaugurazione del ponte Arco San Giuliano lungo la strada degli Scrittori. È andata per noi Rita Cinardi. Avveniristico e di altissimo pregio, qualità e affidabilità, così è stato definito dall'amministratore delegato di ANAS il nuovo ponte San Giuliano, inaugurato questo pomeriggio sulla strada degli Scrittori Caltanissetta-Agrigento. Presente al taglio del nastro il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che ha concesso selfie e scatti ai tanti operai presenti che hanno voluto prendere parte alla cerimonia nonostante il caldo cocente del primissimo pomeriggio. Il ponte, di particolare valenza tecnica e paesaggistica, ha una lunghezza di 170 metri e darà continuità alla carreggiata stradale fino all'imbocco sulla A19 della Galleria Caltanissetta, in Sicilia la più lunga e più dotata di tecnologie. Ma Salvini ha parlato anche delle altre opere in cantiere, 22 miliardi stanziati per la viabilità e le infrastrutture in Sicilia, ha affermato il ministro dei trasporti, il quale ha anche ribadito che i siciliani non possono più aspettare. Abbiamo cantieri aperti e programmati per 22 miliardi sulla rete stradale, sulla rete ferroviaria, sottoterra per l'acqua, 800 milioni di euro per recuperare anni di ritardi. Quella di oggi è una bellissima giornata perché finalmente si conclude un ciclo. Dobbiamo capire com'è possibile che per fare 34 km ci si mettano 24 anni. Ieri abbiamo firmato l'accordo di programma per un altro ponte che sarà studiato e visitato, non solo utile da siciliani e calabresi, ma ammirato da mezzo mondo. E il gran vantaggio del ponte sullo stretto è che, ancora non avendo aperto i cantieri, però ci sta imponendo di correre con le strade e le ferrovie sia in Sicilia che in Calabria. La realizzazione del raddoppio di un'arteria strategica come la strada degli Scrittori rappresenta un risultato importante per il miglioramento della viabilità interna della Sicilia, ha sottolineato il presidente della regione Renato Schifani, che ridurrà notevolmente i tempi di collegamento tra i territori di Agrigento, Caltanissetta e l'autostrada A19, garantendo anche maggiore sicurezza e fruibilità. Torniamo all'omicidio di Salvatore Italiano, il cui cadavere è stato trovato in 2 sacchi a Milazzo, nel Messinese. L'indagato confessa, il movente una lite di vicinato su uno scolo d'acqua che dava fastidio. Orazio Longo. Gli ha sparato 3 colpi di arma da fuoco, il movente una lite di vicinato. Ha confessato Giuseppe Cordici, il 60enne milazzese accusato di aver ucciso l'84enne Salvatore Italiano, il cui corpo fu poi trovato avvolto in sacchi di plastica neri in una via del quartiere Bastione a Milazzo, nel Messinese.
Durante l'interrogatorio di garanzia, l'indagato aveva ammesso di aver incontrato l'uomo ma non si era dichiarato colpevole. Adesso Cordici, che è assistito dall'avvocato Antonino Aloisio, ha chiesto di essere ascoltato un'altra volta dal giudice e ha ammesso di aver ucciso il 10 luglio scorso il vicino di casa con 3 colpi di arma da fuoco. A quanto pare, nell'ottobre scorso, la moglie di Cordici aveva ricevuto una lettera da Italiano per uno scolo di acqua. Il 7 luglio i due avevano ricevuto anche una comunicazione da parte del comune di Milazzo in cui si evinceva che Salvatore Italiano aveva fatto una richiesta di accesso agli atti sulla concessione edilizia del fabbricato della donna, con l'obiettivo, a quanto pare, di costringerla alla realizzazione di una cunetta per lo scolo delle acque, minacciando altrimenti di denunciarla per delle irregolarità urbanistiche dell'immobile. Da ciò sarebbe nato il dissidio con la famiglia Cordici, che ha poi portato alla tragica conclusione. A Trapani c'è una mafia intraprendente ma silenziosa che resiste anche dopo Matteo Messina Denaro, una provincia dove sono state fatte 70 interdittive. Questa è la fotografia che è venuta fuori dall'audizione in prefettura della Commissione regionale antimafia. Laura Spanò. Nel trapanese la mafia è in costante trasformazione, cambia pelle, si adatta, si insinua nei settori più produttivi, assume forme meno appariscenti e più insidiose. Il controllo del territorio non si esercita più solo con l'intimidazione esplicita, ma anche attraverso la capacità di infiltrarsi nell'economia legale e nelle dinamiche sociali più fragili. E questo è il quadro che è venuto fuori dalle audizioni della Commissione regionale antimafia tenutesi in prefettura a Trapani. Una mafia, quella trapanese, che resiste e persiste anche senza Matteo Messina Denaro. La mafia trapanese costituisce ancora, una riserva economica in settori anche particolarmente in movimento. Mi riferisco al turismo, anche alle attività di cosiddetta trasformazione agricola. Insomma, Cosa Nostra, anche se non spara, è molto attiva, e a prescindere anche dalla fine di Matteo Messina Denaro. Credo che, se c'è un dato che è emerso, che Cosa Nostra resiste e persiste anche dopo Matteo Messina Denaro. Un dato che deve far riflettere, anche come ha sottolineato il presidente della commissione Antonello Cracolici, è che la presenza mafiosa non è scomparsa, ma si è evoluta in forme più sofisticate che richiedono una risposta altrettanto articolata e integrata da parte dello Stato. Questa è una provincia dove negli ultimi 9 mesi si sono prodotte circa 70 interdittive a imprese, che in qualche modo è la spia, quell'elemento che ci dà un dato di allarme. Una mafia, quella trapanese, silente, così come l'aveva concepita Matteo Messina Denaro, che ai suoi solidali diceva: Cascruscio non se ne deve fare, qua rumore non se ne deve fare. Intanto in via D'Amelio a Palermo è stato inaugurato il murale che raffigura il giudice Borsellino. La denuncia del figlio Manfredi: dice, mio padre è tradito da un amico e poi lasciato solo. Marco Gulla. Ancora siamo alla ricerca di questo amico che l'ha tradito, ma indipendentemente dal nome o cognome che possa avere, uno o più amici che l'hanno tradito. Trattiene a stento le lacrime, l'emozione lo travolge, ma Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, a 2 giorni dal 33esimo anniversario della strage di via D'Amelio, non usa mezzi termini e punta il dito ancora contro chi ha tradito suo padre. Lo fa a margine dell'inaugurazione di un murale che raffigura il giudice Borsellino in alcune fasi della sua vita. È stato a me lasciato solo, mi permettete anche di dire, non già e non solo dalle istituzioni, ma è stato lasciato solo da quel mondo professionale, lavorativo, giudiziario che lo circondava. Il murale nasce proprio di fronte via D'Amelio. Questo murale rappresenta intanto un presidio importante in uno dei luoghi più tristemente conosciuti, una delle vie più tristemente conosciute e famigerate della storia italiana. Al centro il giudice bambino stringe tra le mani l'agenda rossa, metafora della verità da custodire e tramandare. Accanto a lui la figura dell'amico e collega Giovanni Falcone, la Fiat 126 imbottita di esplosivo e i corvi, simbolo della mafia, che si trasformano in gabbiani, segno di libertà e speranza. Io credo che già la mia emozione di canto tutto. E penso anche che l'espressione dei figli
Restiamo a Palermo, non ci sarà lo schieramento dell'esercito, il capoluogo non è tra le città infatti che il Ministero dell'Interno considera a rischio. Torna da Roma con questi risultati il sindaco La Galla, che però ottiene la promessa da parte di Piantedosi di fare visite alla città. Intanto la Confcommercio del capoluogo chiede il poliziotto di quartiere. Manlio Viola. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà presto a Palermo per valutare interventi specifici per la città, così come richiesti dal primo cittadino Roberto La Galla, che ieri è volato a Roma per incontrare il titolare del ministero insieme al presidente dell'ANCI nazionale e di altri sindaci di città metropolitane come Palermo. Non ci sarà però lo schieramento dell'esercito che qualcuno auspicava e ci vorrà tempo per un aumento delle forze dell'ordine. La situazione della criminalità di strada in città, infatti, secondo i dati del ministero, è meno grave di quella di tante altre città italiane, un dato che il ministro ha voluto sottolineare al sindaco. Da parte del ministro Piantedosi un annuncio specifico, cioè quello che sarà da qui a non molto a Palermo per le misure specifiche che riguardano la nostra città, rispetto alla quale però ha voluto segnalare il trend in diminuzione rispetto ad altre città italiane dei crimini commessi nella prima parte di quest'anno. Per parte loro i cittadini e i commercianti denunciano però un senso di insicurezza crescente che non corrisponde ai dati del Ministero. Si rischiano disdette da parte dei turisti e diminuzioni anche dei consumi interni. Patrizia Di Dio, responsabile nazionale sicurezza di Confcommercio e presidente di Confcommercio Palermo, torna a lanciare la sua proposta. Il ripristino del poliziotto di quartiere e una maggiore presenza delle forze dell'ordine, perché sono un deterrente efficace di prevenzione verso i malintenzionati e dà sicurezza a cittadini, turisti e imprese. Ci sarà comunque un tavolo nazionale per la sicurezza nelle città metropolitane, si lavora all'accesso alle banche dati nazionali delle polizie municipali e locali e arriveranno fondi per aumentare il controllo del territorio. Una donna è stata investita da una ragazza che era a bordo di un monopattino in via Ruggero VII a Palermo. La donna ha perso molto sangue. Per essere soccorsa, i sanitari del 118 sono arrivati a piedi. I dissuasori antiterrorismo che sono stati installati e non sono ancora funzionanti. L'ambulanza quindi non è potuta entrare nella zona pedonale. I monopattini non possono circolare se non qualche ora di mattina presto, una regola mai rispettata. Più volte si sono infatti verificati incidenti con i monopattini che hanno investito o spedito in ospedale appunto dei pedoni. E adesso un'altra tragedia lungo la provinciale 11 a Niscemi, un tratto tristemente noto per gli incidenti mortali. Dopo la scomparsa della piccola Aurora, adesso a perdere la vita è stato Matteo Cannizzo di 22 anni. La comunità è sotto shock e chiede giustizia e soprattutto interventi immediati. Gerry Italia. Ancora sangue sull'asfalto della SP11 alle porte di Niscemi, un asseviario che ormai tutti chiamano tristemente la strada killer. Ieri l'ennesima tragedia. A perdere la vita è stato Matteo Cannizzo, 22 anni, un ragazzo solare, pieno di sogni e molto conosciuto in città. La sua auto, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è ribaltata all'improvviso, finendo la corsa contro un muro a ridosso di un'abitazione. L'impatto è stato devastante. Quando i soccorritori sono arrivati, per Matteo non c'era già più nulla da fare. Un destino atroce e beffardo era lo stesso tratto dove appena pochi mesi fa aveva perso la vita la piccola Aurora Pitino, 9 anni, in un incidente fotocopia. Stessa dinamica, stesso muro, stesso dolore. Due nomi, Matteo e Aurora, due giovani vite spezzate, due famiglie distrutte e un'intera comunità, quella niscemese, che oggi piange e grida. Grida per chiedere sicurezza, per pretendere risposte. Sui social in tanti invocano interventi urgenti, rifacimento del manto stradale, nuova segnaletica, barriere protettive, ma finora nulla è cambiato, solo croci sul ciglio della strada. Adesso la procura di Gela ha aperto un'inchiesta, l'ennesima. Non si esclude il sequestro dell'arteria. Intanto in città il dolore si mescola alla rabbia perché lungo la SP11 si continua a morire. A Messina l'assessore regionale alla sanità Daniela Faroni ha incontrato i sindaci per illustrare la bozza della rete sanitaria. Non sono mancate naturalmente le critiche, mentre rimane aperto il capitolo del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Francesco Triolo.
Le parole dell'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni si scontrano con quelle dei sindaci della provincia di Messina. La rete sanitaria presentata questa mattina nel Salone degli Specchi della città metropolitana diventa il terreno di scontro per un piano distante dalle esigenze di un territorio vasto e difficile, con esigenze reali, diverse da quelle rappresentate nella bozza. Non convincono le parole dell'assessore Faraoni, che parla di riduzione della popolazione, di necessaria quindi diminuzione dei posti letto. Non convincono i tagli, dove e come sono stati apportati, ad esempio tra Policlinico e Ospedale di Taormina. Non convincono le compensazioni, che non tengono conto delle vie di comunicazione e delle posizioni degli ospedali. La Faraoni ricorda come nessun ospedale sia stato cancellato con la nuova rete sanitaria, ma riconosce come la migrazione ospedaliera sia ancora tanta e costi tanto alle casse della regione. Disegna una sanità con ospedali decentrati per l'assistenza sul territorio, ma si scontra con la realtà di medici che non si trovano e che faticano ad accettare incarichi in ospedali piccoli. Abbiamo ragionato con consapevolezza, la reazione naturalmente di alcuni sindaci è anche giustificata, perché ognuno cerca di difendere il proprio territorio, e d'altronde è quello che è accaduto anche nelle altre province. Abbiamo anche voluto trasferire il senso di un lavoro fatto con un certo impegno per poter garantire una rete che possa essere la più equa possibile rispetto ai bisogni della collettività e rispetto anche un diritto di accesso alle prestazioni sanitarie. Capitolo a parte la cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Qui un attacco forte per la soluzione che sarebbe stata trovata attraverso la sinergia con l'ospedale Papardo, che non deve essere una deroga, perché il CCPM di Taormina già preesisteva a quello di Palermo e doveva essere già presente nella rete sanitaria del 2019. Intanto si lavora ad una nuova proroga, almeno sino a dicembre. Rafforzato il piano di pulizia con idropulitrici sulle strade della città che sono invase da spazzatura e sporcizia. L'amministrazione interviene in via Duca degli Abruzzi dopo la segnalazione di una telespettatrice durante l'appuntamento con il sindaco andato in onda su Telecolor. Giusy Lazzara. La segnalazione è arrivata puntuale e precisa durante l'appuntamento settimanale con il sindaco di Catania Trantino. Una signora stanca di vedere sporcizia di tutti i generi, dalle cartacce agli escrementi di cani lasciati da incivili padroni sul marciapiede sotto i portici in via Duca degli Abruzzi, ha lanciato la denuncia. La risposta dell'amministrazione non si è fatta attendere. All'alba una squadra ha attivato le idropulitrici. In queste immagini all'opera per ripulire non solo il marciapiede, ma anche la pensilina della fermata dell'autobus. Un lavoro che prosegue in altri quartieri della città. Soprattutto in mancanza di pioggia, quindi un lavaggio delle strade particolare con le lance e un detergente profumato per appunto ripulire e lavare marciapiedi e sede stradale. Raccomandiamo ai cittadini di mantenere questa pulizia. Abbiamo incrementato con il sindaco questo tipo di interventi perché necessitava, visto il grande afflusso di turisti e soprattutto nelle aree e nelle strade più trafficate, dove insistono molti esercizi commerciali. E resta sempre disponibile il numero 342 74 55 005. Continueremo così a dare voce alle vostre segnalazioni. Truffa shock a Palermo, 500 euro per un giro in carrozza. Turisti spagnoli truffati con un conto da capogiro appunto per un'ora sul mezzo che consentiva loro di vedere la città. Il comune ha avviato indagini e promette sanzioni. 500 euro per un giro in carrozza nel centro di Palermo, un po' troppi. Una coppia di turisti spagnoli è stata vittima di una truffa da parte di un vetturino a Palermo. La corsa, della durata di un'ora, è stata pagata 500 euro. La coppia ha raccontato l'esperienza ad alcuni cittadini palermitani che hanno immediatamente contattato telefonicamente l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, che si è recato sul posto e ha accompagnato la coppia spagnola negli uffici della questura per formalizzare una denuncia. Già la polizia municipale è al lavoro con le immagini della control room per risalire all'autore del gesto. Ho deciso di accompagnarli formalmente perché sono stato avvisato da alcuni nostri concittadini che hanno raccolto la testimonianza dei turisti nella spiaggia di Mondello. Sono andati a prenderli con la mia auto e li ho accompagnato personalmente per dimostrare che c'è un'amministrazione che non si volta dall'altra parte, che denuncia accanto a loro episodi del genere e che soprattutto interviene.
Quanto accaduto ai danni di 2 turisti spagnoli è di una gravità assoluta e rappresenta la punta di un iceberg che questa amministrazione non intende più tollerare, ha invece detto l'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti. La coppia spagnola è già ripartita alla volta di Siviglia, un ennesimo episodio che ingrigisce sicuramente il ricordo che i 2 turisti hanno di Palermo. La bellezza della città offuscata da avvenimenti spiacevoli come quello venuto a galla in questi ultimi giorni. A Siracusa invece il problema non sono le carrozze, ma invece le fermate degli autobus. Vediamo perché nel servizio di Francesca Loi. Una poltroncina ergonomica e la palina con il QR code. Eccola la fermata del bus ultramoderna. A Siracusa le pensiline sono ormai superate. Scherzi a parte, chi aspetta il bus deve farlo in fermate come questa, sotto la pioggia o sotto il sole, anche cocente. Questa poltroncina l'ho creata io per una persona anziana, perché alla mattina alle 7:15 si sedeva sul marciapiede a rischio di farsi tranciare le gambe. Periferia o centro la musica non cambia, il bus lo si aspetta allo stesso modo, all'impiedi. Non ci sono pensiline, non ci sono sedili dove potersi accomodare, non c'è niente. Questo è Siracusa e questo è il servizio che ci offre il nostro signor sindaco. La mancanza di pensiline è veramente tremenda, poi soprattutto qua in Sicilia con certe temperature sarebbe auspicabile la presenza delle panchine anche per le persone anziane. Eppure, da quando è arrivata SAIS, il servizio di trasporto pubblico funziona. Autobus puntuali, puliti, ma manca la comodità nell'attesa. Palazzo Vermexio punta ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici, ma così tutto diventa più complicato. Dobbiamo stare al solleone, come ad esempio io che sono cardiopatico, che non lo posso sopportare. Ma se le pensiline sono le principali assenti ingiustificate alle fermate, non va meglio al capolinea. E da qualche mese i bus urbani partono da qui, Corso Umberto, con i mezzi fermi tra il traffico. Speriamo che possa cambiare presto qualcosa. Intanto noi facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime di calciomercato. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, squadre siciliane tra mercato e primi giorni di ritiro. Il Catania definisce l'ingaggio di Forte e lavora ad uno scambio col Campobasso. Francesco Triolo. È il terzo giorno di allenamento a Norcem per il Catania di Mimmo Toscano, sedute atletiche di mattina, allenamenti tecnici con la palla e partire la finale di pomeriggio. Sembra essere questo il menù quotidiano dei primi giorni. Si stanno anche valutando le condizioni fisiche dei singoli, così da tarare il lavoro in maniera personalizzata. Sul fronte mercato l'attaccante Francesco Forte, già in ritiro, ha formalizzato l'accordo con il club, mentre il direttore sportivo Pastore sta lavorando ad uno scambio col Campobasso che porterebbe il difensore Davide Mondonico in rosso-azzurro, mentre l'attaccante Davide Marsura andrebbe in Molise. Primo giorno di allenamento invece per il Trapani, la squadra da ieri si trova a Troina agli ordini di Totò Aronica, si attendono le ufficializzazioni per le cessioni di alcuni giocatori, solo una volta sfoltita la rosa si potrà operare in entrata, interessano l'attaccante Parigi del Rimini e Fischnaller, l'ultima stagione alla Torres. Ancora una breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere c'è una bella notizia che riguarda la nostra grande famiglia di Antenna Sicilia e Telecolor, perché oggi il nostro capo del reparto tecnico Mauro Quattrocchi e Gabriella Messina si sono uniti in matrimonio nella chiesa di San Francesco di Paola a Lingua Glossa. In questo giorno speciale i novelli sposi vanno i più sinceri auguri di felicità e amore da parte di tutti i colleghi appunto di Antenna e Telecolor. E con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, questa edizione termina qui, a tutti voi un buon proseguimento di serata.